Il governo minimizza e parla di un fraintendimento che verrà chiarito in sede di Parlamento con i decreti attuativi, ma la lettera del CIO al CONI, che contesta alcuni passaggi della legge sullo sport e mette in discussione l'autonomia del CONI, tanto da essere in contrasto con i regolamenti olimpici, mette a rischio le Olimpiadi invernali 2016 appena assegnate a Milano e Cortina. Dal Partito Democratico fioccano le critiche. Sì, è una situazione veramente imbarazzante perché qui si sta ledendo l'autonomia del mondo dello sport. Il provvedimento del governo intanto scippa quasi 400 milioni di gestione al CONI per l'impiantistica sportiva, ma quello che è grave è che il CIO potrebbe non riconoscere appunto la neutralità del CONI rispetto al governo e quindi mettere in discussione la partecipazione degli atleti sia a Tokyo che alla Milano Cortina, ma anche mettere in discussione l'assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026. Una situazione veramente imbarazzante che parla però anche di un sistema clientelare da parte della Lega che lede veramente l'autonomia del mondo dello sport, a cui ci abbiamo sempre tenuto. Il CONI è un punto di riferimento, le federazioni, in questo caso è il governo attraverso il proprio consiglio di amministrazione con servizi sportivi che gestisce 400 milioni per il mondo dello sport. Qui stiamo veramente tornando indietro, un sistema clientelare pazzesco.